Ben vengano gli allentamenti e le riaperture previsti dal governo, ma c'è ancora molta strada da fare. Parola di Luca Zaia, che sottolinea come ci siano alcuni settori che rimangono tagliati fuori dal progetto di ritorno alla normalità. Considerando da dove siamo partiti e di risultati ne abbiamo portati a casa, pensi ad esempio all'apertura dei ristoranti direttamente dal 1 giugno a pranzo e a cena anche al chiuso, piuttosto che molte aperture. Certo è che resta ancora molto da fare, resta in piedi il coprifuoco che è stato prorogato fino alle ore 23 e poi alle ore 24 fino al 21 giugno e quindi poi si scioglie. E molto altro ancora, ad esempio una delle partite è quella delle piscine, le piscine al chiuso vanno il 1 luglio, a me sembra che sia un'esagerazione questa, anche perché davanti a tutto aperto alle piscine si dice al chiuso. Il Veneto è fra le regioni che hanno le carte in regola per arrivare alla zona bianca e questo potrebbe portare alla cancellazione di tutte le restrizioni. Per noi, se siamo in zona bianca per 3 settimane, se non abbasseremo la guardia, significherà ad esempio perdere il coprifuoco, vuol dire che dal 7 giugno noi non avremo più il coprifuoco in Veneto. Siamo una delle 3 regioni in Italia che avrà questa possibilità.